Martedì 30 maggio, San Felice I Papa. È il 150° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 215 al termine. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:50. La luna si leva alle 15:39 e tramonta alle 3. Le flotte veneziana e genovese si scontrano nel mare davanti ad Anzio. Con un tempo inclemente la battaglia dura tutto il giorno e al calare della sera 5 galere genovesi sono catturate e una sesta finita sugli scogli. Vettor Pisani può portare a Venezia, assieme agli altri numerosi prigionieri, anche l'ammiraglio genovese Luigi Fieschi. Le previsioni per domani: nubi irregolari alternate a schiarite, specie nella seconda parte della giornata e su zone montane e interne della pianura. Nella notte fino alle prime ore del mattino probabili residue precipitazioni su zone montane e pedemontane occidentali, in seguito temporanea attenuazione delle precipitazioni fino alla tarda mattinata, seguite da una probabile ripresa. Non si esclude qualche locale precipitazione anche in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in locale lieve flessione.